Diritti delle persone con disabilità, le politiche in Italia e in Europa per proteggere il presente e programmare il futuro. Questo è il tema di un incontro che si è svolto nella giornata di domenica presso la sede del Parco della Valle di Agrigento e che ha visto la presenza del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, con l'intervento del direttore del parco Roberto Sciarratta e la partecipazione di numerose associazioni del terzo settore. Un dibattito ampio e partecipato ha concluso l'europarlamentare Annalisa Tardino. Dimostrazione di tutto il patrimonio storico, archeologico, artistico che abbiamo a disposizione. So che qui sono stati fatti passi importanti e sono venuta proprio a conoscere il direttore e i grandi lavori che sono stati fatti proprio per garantire a tutti di poter fruire di uno spettacolo così bello che ci offre la storia e che ci offre l'archeologia. Io so che c'è questo tema di cui mi volevate parlare rispetto alle pensioni di invalidità, è un tema assolutamente importante. Io ho già detto in qualche occasione che dobbiamo parlarne nella riforma delle pensioni. All'interno della riforma delle pensioni è necessario tenere conto delle pensioni di invalidità perché qualche anno fa, di recente comunque è stato adeguato al 1.000.000 per alcune categorie, quindi per chi ha il 100% di invalidità quello che percepisce, ma ci sono gli invalidi parziali che ancora non hanno questo adeguamento e quindi io mi voglio impegnare in questa direzione e con l'aiuto del Ministero del Lavoro che sta ragionando sulle pensioni in generale, quindi su una riforma più generale delle pensioni, spero di intraprendere questa strada, di costituire un tavolo di lavoro e di poter dare delle risposte concrete. Abbiamo cercato laddove abbiamo potuto di rendere i cittadini uguali ed è quello, sembra una cosa semplice, ma abbiamo messo insieme lavori e risorse economiche per poter consentire a tutti le persone che hanno un qualsiasi problema di disabilità, ma che sono persone che vogliono vedere e amare i luoghi culturali che noi mettiamo a disposizione. Lì abbiamo messo insieme un progetto che consente oggi alla Valle dei Templi, al Museo Pietro Griffo e nei luoghi della cultura dove abbiamo fatto delle opere di manutenzione di avere la possibilità, senza l'aiuto di nessuno, di poter godere di queste meraviglie. Credo che sia una cosa importantissima che è nella Costituzione, peraltro. Ce ne siamo accorti un po' tardi e di questo ne chiedo scusa, ma quando ne ho avuto la possibilità lo abbiamo fatto e devo dire giorno dopo giorno implementiamo sempre di più questa nuova progettualità che consente questa apertura libera. Quali sono le progettualità per il futuro che abbracciano la sfera della disabilità? Oggi la ministra Locatelli qui ad Agrigento è orgogliosa di questo perché Agrigento con il parco, grazie al lavoro che sta portando avanti il direttore Roberto Sciarratta, è uno dei poli all'avanguardia dove si riesce a mettere in stretto collegamento la disabilità, la cultura e l'archeologia, e quindi siamo orgogliosi di essere agrigentini e di aver avuto queste attenzioni. La ministra Cetto, come si sta lavorando su diversi piani legislativi, è stata qui, ma come in tante altre parti della Sicilia, perché questo è stato un tour di 2 giorni in cui si sono toccate più province ed ha ascoltato diverse associazioni di disabili, enti rappresentativi di questo mondo, e che hanno messo in evidenza quali sono le problematicità legate sicuramente all'accessibilità, al sostegno, alla prospettiva per i caregiver e tante altre problematicità che riguardano la vera integrazione dei diversamente abili nella nostra società. Credo che l'ascolto, come sempre, sia la chiave di volta per poter poi portare a livello governativo dei provvedimenti legislativi che siano quanto più idonei a risolvere i problemi dei nostri cittadini. Ma la vera difficoltà poi, così come è stato messo in evidenza, è anche attuare quelle norme che già ci sono, e da questo punto di vista stiamo lavorando perché anche in Regione Sicilia si stia al passo con i tempi. Alessandra Locatelli prima evidenziava come purtroppo non solo in Sicilia, ma siamo
siamo a livello europeo non avanti rispetto alle altre nazioni, però il fatto di avere un ministro della disabilità con le competenze che il ministro Locatelli ha e che dimostra ogni giorno è certamente una speranza per questo mondo. Noi ci siamo, sono orgogliosa che abbia dedicato attenzione alla nostra provincia, così come ad altre province, ha già promesso che ritornerà dove visiteremo dei siti anche più periferici. Un grazie e certamente invito tutti alla collaborazione per poter essere anche più incisivi.